Amici, buongiorno, rassegna stampa di giovedì 4 febbraio 2021, come sempre notizie del web, notizie della carta stampata, notizie dei giornali di riferimento della provincia di Rovigo. Andiamo alle notizie. Cominciamo con la notizia di Made in Polesine. Nel comune informa, nel taglio di Po, l'assessore Silvia Boscaro spiega le modalità per poter accedere ai buoni spesa. E vi invitiamo a guardare i servizi appunto su Made in Polesine, dove ci sono i vari protocolli da seguire per ottenere nel comune tagliolese i sussidi. Prima pagina della Voce di Rovigo, Super Mario, ultima chiamata, pesca un anno nero. Pandemia, zavorra della pesca, un anno con il freno a mano tirato. La chiusura della ristorazione e del turismo frena il settore. Luci ed ombre negli altri distretti produttivi. Il calo è netto, il distretto ittico polesano paga dazio alla pandemia e anche a causa di mesi di ristoranti chiusi e sistema del turismo in ginocchio vede ridursi il proprio volume di affari. Ricordando grandi personaggi, una messa per il grande maestro, una cerimonia solenne in suffragio del maestro Tullio Serafin, a 53 anni dalla sua scomparsa. L'iniziativa è promossa con l'assessorato alla cultura di Cavarzere, con la collaborazione del Comitato Cittadino di Rottanova e dall'associazione Archivio Storico Tullio Serafin. Bella questa iniziativa a Portoviro, una campagna contro la fame. Arriva il pasto sospeso. La campagna Sospendiamo la fame invita tutti coloro che lo vorranno a lasciare un pasto sospeso. Sarà possibile erogare i propri contributi recandosi direttamente alla sede del Circolo Anziani di Portoviro in via del Ginepro 3 o tramite versamento sul conto corrente. Bella iniziativa. Ieri disastro per quanto riguarda le comunicazioni, infatti la rete Wind 3 in down, e vi invito a guardare questo sito che si chiama Down Detector e potete controllare il vostro operatore e che tipo di problematiche potrebbe avere. Uno dei paradossi che si riscontra nell'agricoltore è questo: radicchio e ortaggi alle stelle, ma i produttori sono sottopagati. Prezzi degli ortaggi alle stelle, ma a guadagnarci non sono i produttori. Coldiretti Rovigo sottolinea che ciò che accade sugli scaffali è il contrario di quello che accade nei campi. Il Gazzettino, prima pagina del Gazzettino Nazionale, governo il piano di Draghi, l'ex capo BCE punta su un'alleanza ampia dalla Lega e il PD con ministri tecnici e politici, vedremo quello che succederà. E andiamo direttamente sulla pagina del Gazzettino di Rovigo. Ancora notizie sull'uccisione a coltellate in casa, in 2500 con reddito di cittadinanza appunto in provincia, e scatta l'operazione vaccini al Censer. Proviamo ad approfondire. In primo piano i numeri del Covid in Polesine: 9.852 i positivi, 379 decessi. Ad oggi sono ricoverati 48 pazienti in area medica Covid di 300, 12 pazienti in terapia intensiva sempre a 300 e 7 pazienti in malattie infettive a Rovigo. Una notizia parallela a questa: prevenzione anticancro trascurata per il Covid-19. 1000 nuovi malati in cura. L'allarme dell'USL: molti trascurano di sottoporsi agli screening nonostante tutte le misure di sicurezza. Per quanto riguarda invece le RSA, ancora 2 decessi e torna a crescere la curva dei contagi, ma comunque sta migliorando la situazione nelle case di riposo, con le positività di ospiti ed operatori quasi dimezzati. Reddito di cittadinanza che, come sappiamo, è tra le discussioni più accese in questo momento anche per l'arrivo del nuovo ministro del Consiglio incaricato Draghi. I polesani guidano la classifica dei sussidi statali. Il reddito di cittadinanza è diventato l'ancora di salvezza per i disoccupati. Permangono le perplessità dei sindacati per l'assenza di percorsi occupazionali. Tra reddito e pensione per gli over 67 anni sono in tutto 2.926 i percettori di sostegni pubblici, 121 ogni 10.000 abitanti. Andiamo ad Adria, Conca di Baricetta, cantieri in vista. La regione ha previsto interventi per 2,5 milioni per le manutenzioni alle strutture e al ponte di transito. Resta ancora irrisolta l'annosa questione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti che si accumulano in acqua. Andiamo sulle spiagge del Delta. Barricata, ponte e parcheggi per l'estate. Il comune apre un'indagine di mercato per gestire i servizi a Barricata e Boccasette. L'obiettivo è fare una gara per l'affidamento. La pandemia a marzo aveva bloccato il piano. E sempre da Portotolle, visto che ne avevamo parlato in altre puntate, la dottoressa Matilde Giordani rinforza la medicina di gruppo. Ben arrivata. Sport, Capitombolo Adriese, purtroppo ha perso 1-0 con il Montebelluna.
Bettinazzi è ancora stregato per il Granata con qualche problema nel centrocampo e in attacco. Le occasioni migliori nel secondo tempo, ma mancano idee e la squadra si spegne sul finale. Per finire c'è questa fotografia e notizia, ci scusiamo con gli amici di Radio Diva che non possono vederla, ma comunque c'è il comune di Ariano nel Polesine, penso nei primi anni del Novecento, bellissimo comune, bellissimo edificio con la scritta ferrovia, per ricordare che anche ad Ariano Polesine un tempo c'era la ferrovia. Grazie come sempre di seguirci così numerosi e fedeli, come sempre. Vi invitiamo a seguirci sia su Made in Polesine che su Promozione Italia, sul sito di YouTube, nella nostra pagina e su Diva FM. Da Leandro Maggi, come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao.